Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. La festa di Sant'Agata entra nel vivo a Catania con l'uscita delle carrozze del Senato e l'offerta della cera. Quest'anno il 900° della traslazione delle reliquie e la lunga diretta di Telecolor e Antenna Sicilia da oggi fino al 6 febbraio. Miscemi, la frana rallenta ma non si ferma e questa mattina è crollata anche la fontana simbolo del Belvedere e l'auto che era rimasta in bilico per giorni. Resta alta l'allerta nella zona rossa mentre gli agricoltori lanciano l'appello e dicono: a noi servono le strade. Fino a 1000 migranti potrebbero essere morti nel Mediterraneo a causa del ciclone Harry. L'allarme delle ONG parla di una strage silenziosa con decine di barconi mai rientrati. La guerra delle cifre, con i dati ufficiali invece che si fermano a 380 dispersi. Il giallo dei cacciatori morti nel Messinese, proseguono le indagini sui Nebrodi. Davis Pino, il più giovane del gruppo, sarebbe stato l'ultimo a morire, colpito 2 volte con 2 armi diverse. Scuole al freddo e intonaci che cadono a Palermo e ancora emergenza tra i banchi. La CGIL accusa noi non convocati dai vertici della città metropolitana. Adesso servono azioni concrete. Il tenente Colombo a teatro, lo storico personaggio televisivo riproposto in una pièce ad Agrigento col volto di Gianluca Ramazzotti. Calcio, ore d'attesa per conoscere la data di Catania-Trapani, quasi certo un altro rinvio. Per i rossazzurri la pausa servirà per chiarirsi le idee dopo la batosta contro il Sorrento. Il Palermo chiude il mercato con 2 colpi in extremis, arrivano Jonsen e Rui Modesto, va via invece alla Juve Stabia Diakité e sabato al Barbera sfida con l'Empoli. E come sentivate dai titoli, entra nel vivo oggi la festa di Sant'Agata, i festeggiamenti per la santa patrona di Catania nel 900° della traslazione delle reliquie. Oggi appunto l'uscita delle carrozze del Senato e l'offerta della cena, ma ci racconta tutto Luca Ciliberti da Piazza Duomo. Comincia la festa di Sant'Agata, lo possiamo dire ufficialmente, comincia anche il racconto con le nostre dirette, 50 ore di diretta di questa che è la terza festa religiosa più seguita al mondo. Una festa non solo religiosa, una festa di folklore, una festa di tradizione, una festa di devozione che comincia oggi perché oggi tradizionalmente con la processione dell'offerta della cera e con la uscita, diciamo così, chiamata gergalmente, delle carrozze del Senato, entra nel vivo questa festa che racconterà per 3 giorni devozione della città verso la sua santa patrona Sant'Agata, che uscirà poi ufficialmente e riabbraccerà il suo popolo domani mattina con la messa dell'Aurora. Oggi una giornata di festa laica, una giornata in cui il sindaco, l'amministrazione ha voluto tenere vivo il rapporto con la città, soprattutto con la scelta di 4 bambini delle scuole catanesi che hanno partecipato alla processione inversa, cioè la passeggiata in carrozza verso Sant'Agata la Fornace, la chiesa di San Biagio di Piazza Stesicolo, che rappresenta uno dei luoghi del martirio di Sant'Agata. Poi il rientro, ovviamente, anzi la partenza della processione da Piazza Stesicolo fino alla cattedrale, che è stata appena ultimata. Hai parlato di una festa storica in un certo senso, in un certo modo, perché ricorre il 900° anniversario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli a Catania, ma è anche un momento in cui Catania sta offrendo questa festa e la bellezza di questa festa alla Commissione UNESCO, che valuterà se questa festa potrà essere patrimonio dei beni immateriali e materiali dell'UNESCO. Ma anche in questa occasione ricordiamo, Catania è candidata a Capitale della Cultura 2028, quindi anche questo è un aspetto che nel dossier e nella presentazione Catania, tra le 10 finaliste, mette sul piatto. La sintesi di questa giornata ce la fa in questo servizio Giusy Lazzara. Sono le Intuppated, velate, vestite di bianco, rappresentano le donne che un tempo giravano travestite durante la festa di Sant'Agata. Oggi attraversano Piazza Duomo e danno l'avvio alle celebrazioni. Come da tradizione partono poco prima delle 12 le carrozze del Senato. Quest'anno sono 3 giovani studenti a salire su una delle carrozze che hanno vinto il concorso con poesie e filastrocche. Per la prima volta la fanfara dei carabinieri ha intonato inni davanti al sagrato della chiesa di San Biagio. Poi l'atteso arrivo delle carrozze del Senato.
Inizia la processione per l'offerta della cera lungo via Etnea fino alla cattedrale. Con devoti tutti, la nostra diretta su Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web si arricchirà con RTL 102.5 molte finestre per raccontare ai suoi ascoltatori in radiovisione i momenti salienti delle celebrazioni. Un filo legherà anche Sicilia Web e il Comitato dei Festeggiamenti Agatini, con la pubblicazione online dell'app che consente di seguire la Santa. Dal team social arriva anche una serata speciale, oggi alle 17 sul palcoscenico del Gatto Blu, il talk in versione podcast. Agata. Rientriamo, prendiamo il ponte. Rientro io veloce, dai. Rientra Luca veloce. Non ci dimentichiamo il ponte. Ricordiamo che oggi sono cominciate le nostre dirette, 50 ore di diretta fino a giorno 6 al rientro di Sant'Agata in cattedrale. Questa sera a partire dalle ore 19 altro appuntamento da non perdere, i fuochi della sera del 3 e il tradizionale concerto. In diretta ci sarà Roberta Lunghi, poi domani mattina a partire dall'alba, dalle 4, la messa e l'aurora e l'uscita di Sant'Agata che ritornerà tra la propria gente. Restituisco la linea allo studio. Grazie Luca, quindi insomma l'appuntamento l'avete sentito, saranno tanti, li potrete seguire tutti rimanendo sintonizzati nelle nostre emittenti. Adesso però cambiamo pagina e torniamo a Niscemi, dove la frana rallenta ma non si ferma. E questa mattina è crollata anche la fontana cosiddetta d'autunno, l'automobile e anche l'automobile rimasta giorni in bilico. Resta alta l'allerta nella zona rossa tra verifiche tecniche, famiglie evacuate e misure di sicurezza rafforzate. Mentre gli agricoltori lanciano un appello, a noi dicono servono le strade. Gerry Italia. All'alba del 9° giorno dalla frana il sole splende caldo su Niscemi, la frana rallenta ma non si è ancora fermata. Nelle ultime ore è caduto un altro simbolo della città, la fontana d'autunno al Belvedere è rimasta sospesa per giorni e crollata improvvisamente. Crolli definiti fisiologici e attesi dalla protezione civile soprattutto per gli edifici che si trovano entro i primi 50 metri dal fronte della frana. Questa è una delle barriere che delimitano la zona rossa, i 150 metri di fronte della zona rossa. Di questo limite ne ha parlato nei giorni scorsi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, dicendo che l'ultimo versante, quello dei 50 metri, è ormai praticamente irrecuperabile, quindi tutte quelle case che si trovano in quella zona non potranno mai essere recuperate. Diversa è la situazione per le case da questo lato, quelle che vediamo qui alle mie spalle, che qualora la frana dovesse rallentare ulteriormente potrebbero essere liberate dalla zona rossa. La Protezione Civile Nazionale invita però alla massima prudenza. Prima di qualsiasi decisione si attendono gli esiti delle indagini condotte dai tecnici dell'Università di Firenze, chiamati a ridefinire le fasce di rischio. È una condizione subordinata ovviamente al giudizio complessivo del fenomeno. Diciamo che ci vuole cautela e aspettiamo, ripeto, semplicemente il giudizio complessivo delle strutture tecniche che sono state incaricate. Intanto questa mattina alcune famiglie sono riuscite a rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni per recuperare effetti personali, accompagnate dai vigili del fuoco e dai volontari. Ancora sono rimasti altri vestiti, mia nipote da noi ce le avevamo, i vestiti, noi mangiavamo, da noi. Sono 352 le istanze presentate al comune di Niscemi solo nella giornata di ieri per accedere alle misure di assistenza e ristoro. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente. Da oggi viene inoltre rafforzato il dispositivo di vigilanza. 20 militari dell'esercito presidiano i varchi della zona rossa mentre New Jersey in cemento bloccano le strade interdette al traffico. Dal giorno della frana i vigili del fuoco hanno effettuato 669 interventi di accompagnamento nelle case evacuate, 65 solo ieri. Resta invece vietato l'accesso agli immobili nei primi 50 metri dal fronte frana, dove il rischio resta ancora estremo. E rimaniamo in qualche modo in argomento, almeno in argomento uragano Harry, perché gli Angeli del Fango sono i volontari in azione nel borgo marinaro di Santa Tecla, nel Catanese, messo in ginocchio dal ciclone Harry. Il sindaco di Acireale Barbagallo dice ora servono interventi immediati. Tonino De Mana.
Vanno avanti e indietro con le carriole, si fanno largo tra le macerie lasciate dal ciclone Harry a gruppi, portano via i materiali più pesanti, si cerca di salvare quel che si può, poco per la verità, i corpi stanchi, negli occhi la disperazione di chi ha paura di non farcela. Santa Tecla, borgo marinaro di Acireale, cerca di reagire e soprattutto di ripartire, anche se l'umore non è dei migliori. Ecco quel che resta di un ristorante. Solo i pilastri, i muri non sono rimasti solo i pilastri dell'immobile, della cucina, poi sono rimasti 4 macchinari che sono ferro vecchio in realtà. Come si può pensare a ripartire? Cosa serve nell'immediato? È difficile pensare positivamente in questo momento perché non arrivano aiuti, non si hanno notizie certe. Via Ascanio è un deposito di materiali inerti. Il titolare di un B&B non si dà pace. Il mare ha fatto da devastazione, è riuscito ad entrare proprio sino a dentro la nostra abitazione. Ancora siamo in fase di quantificazione, ma la stima è davvero importante, superiamo 100.000 euro. Il sindaco di Acireale Barbagallo non si ferma un attimo, osserva quasi smarrito e sollecita interventi immediati. C'è gente che oggi non ha più una casa, però c'è la speranza appunto di ripartire in tutti i nostri borghi perché, ripeto, i danni non sono solo su Santa Tecla, sono in tutti e 5 i nostri borghi, sono su tutta la Sicilia orientale. Ci aspettiamo chiaramente gli interventi concreti e siamo sicuri che arriveranno da parte del governo regionale e nazionale. Intanto l'esercito dei volontari, formato da tanti giovani a supporto di residenti e operatori, non conosce pause e svuota abitazioni, villette, cantine e garage in un gesto concreto di solidarietà che dopo Stazzo abbraccia idealmente la martoriata Santa Tecla. La guerra dei numeri, da un lato i 380 dispersi ufficiali, dall'altro gli oltre 1000 ipotizzati da Mediterranean Human Saving. Dopo il ciclone Harry, l'allarme della ONG su quella che potrebbe essere la strage silenziosa di migranti più tragica degli ultimi anni, con decine di barconi mai rientrati. Davide Sardo. Un mare che inghiotte vite nel silenzio. Fino a 1000 migranti potrebbero essere dispersi nel Mediterraneo dopo il passaggio del ciclone Harry e l'allarme lanciato da Mediterranean Saving Humans sulla base di nuove testimonianze raccolte tra Libia e Tunisia. Secondo la ONG si profila la più grave tragedia migratoria degli ultimi anni su questa rotta, mentre denuncia la presidente Laura Marmorale, Italia e Malta restano immobili senza avviare operazioni di ricerca e soccorso. L'unico dato ufficiale dell'autorità marittima europea parla di 380 dispersi al 24 gennaio scorso. Ma le testimonianze raccolte a Sfax in Tunisia descrivono uno scenario ben più drammatico. Decine di imbarcazioni partite durante il ciclone con mari in tempesta, molte delle quali non hanno mai fatto ritorno. Emergono nuovi nomi, persone che sapeva essere partite e che oggi risultano irraggiungibili, senza notizie né conferme. Sul caso interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che accusa duramente i trafficanti. Sono criminali assassini, non si manda una barca in mare sapendo di condannare a morte chi è a bordo. Intanto il Mediterraneo continua a restituire assenza, non risposte, e il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto. E proseguono le indagini sulla misteriosa morte dei 3 cacciatori sui Nebrodi. Davis Pino, il più giovane del gruppo, sarebbe stato l'ultimo a morire, colpito 2 volte e con 2 armi diverse. Emanuela Corsi. Sarebbe stato Davis Pino a morire per ultimo nel triplice omicidio di Montagna Reale. Il 26enne, il più giovane tra le vittime, è stato colpito prima al fianco, poi al torace. Quest'ultimo colpo sarebbe stato esploso a una distanza ravvicinata e con un'arma diversa dalla prima. E quanto trapela dall'autopsia effettuata al Papardo di Messina sui corpi dei 3 cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia sui Nebrodi. Con Davis Pino sono stati uccisi anche il fratello Giuseppe e Antonio Gatani, di 82 anni. I corpi erano a 30 metri di distanza l'uno dall'altro. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha effettuato ieri un altro sopralluogo nel sentiero dove sono stati rinvenuti i cadaveri, scoperti poche ore dopo da un motociclista. La procura ha deciso di ritardare la consegna dei corpi alle famiglie. Le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Quel che ormai è certo è che quella mattina in contrada Caristia c'era anche un quarto uomo, un amico di Antonio Gatani, che si era recato con lui nel bosco per una battuta di caccia.
L'uomo, che non è indagato, è stato sentito per ore dai carabinieri. Durante la perquisizione della sua abitazione sono state sequestrate alcune armi che saranno analizzate dal RIS di Messina. Resta da capire soprattutto perché l'uomo si è allontanato da quel luogo lasciandogli l'amico, che poi è stato trovato morto assieme ai fratelli Pino. Una versione che non sembra convincere gli investigatori, che mantengono il massimo riservo sulle indagini. Emergenza scuole a Palermo, tra intonaci che crollano e aule al freddo. La CGIL accusa: noi non siamo stati convocati dai vertici della città metropolitana. Marco Gullà. Pezzi di intonaco che crollano, disagi e consueti problemi con i riscaldamenti che non funzionano. Passano gli anni, ma molte scuole di Palermo si presentano sempre con lo stesso abito. L'ultimo episodio è avvenuto all'Istituto Superiore Pareto di via Brigata Verona, dove ha ceduto parte del tetto. L'evento fortunatamente non ha avuto alcuna ripercussione su alunni, ma non solo, perché pur essendo a febbraio molti istituti hanno i riscaldamenti che non funzionano, come in questa scuola, il Perez Madre Teresa di Calcutta. Priva totalmente di riscaldamenti. Poi proprio ieri sono caduti anche dei calcinacci all'Istituto Enao di Pareto, e anche lì fortunatamente non è successo nulla, ma dopo le piogge consistenti sono questi i problemi che affliggono le nostre scuole. Torno a chiedere un incontro con i vertici della città metropolitana, perché gli istituti secondari di secondo grado, soprattutto della città di Palermo, purtroppo non versano in una condizione buona. Problemi di riscaldamento e manutenzione si verificano anche in altri istituti del capoluogo. Proprio a dicembre una manifestazione di studenti aveva nuovamente sollevato la problematica. Molti alunni sono costretti a portarsi le coperte da casa. È stabile vivere ogni anno lo stesso problema. Ci sono scuole a Palermo e in provincia al freddo, e persino elementari e dell'infanzia. Per quanto riguarda gli istituti superiori, mancano riscaldamenti in alcune sedi del Marco Polo, del Nautico, del Pareto e allo Struzzo di Bagheria. Perché dobbiamo accettare di studiare al freddo? Il problema si conosce, servono investimenti e volontà politica di risolverlo. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare del camper della prevenzione a Palermo e della figura del tenente Colombo, il famoso detective televisivo, che però passa anche al teatro. A Palermo il progetto Prevenzione e Salute, che prevede screening itineranti per promuovere stile di vita sani. Desiree Ferlito. Un tour partito oggi da Palermo che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso la prevenzione. Ogni controllo può fare la differenza. Questo è lo slogan che può salvare molte vite. Il camper itinerante attraverserà la penisola con il progetto Prevenzione e Salute, che prevede screening gratuiti e consulenze specialistiche, prevenzione cardiovascolare e la salute femminile. Tanti cittadini a Piazza Verdi che ne hanno approfittato per una visita di controllo. Oggi non parleremo tanto di malattie quanto come evitarle le malattie, e quindi è questo il punto forte di questa manifestazione, che auspichiamo siano sempre più frequenti e sempre più divulgate, perché è importante. Durante la giornata gli stand informativi e gli ambulatori mobili saranno aperti al pubblico, offrendo misurazioni cliniche di base e attività di prevenzione, tra cui misurazioni di colesterolo, glicemia e screening cardiaco, consulenze ginecologiche e senologiche. La campagna Prevenzione e Salute si articola in 19 tappe in tutta Italia, con l'obiettivo di arrivare direttamente ai cittadini e promuovere stili di vita sani. Lavorare nel senso della prevenzione, quindi se non riusciamo a cambiare la traiettoria di vita delle persone e quindi non farle arrivare a una diagnosi conclamata, quella sarà veramente la vittoria. Lo spettacolo, un debutto assoluto in Italia per uno dei miti del giallo, il tenente Colombo, arriva a teatro e sceglie Agrigento per la sua analisi di un omicidio. Davide Sardo. L'impermeabile più famoso della storia della televisione ha fatto tappa ad Agrigento. Il tenente Colombo, icona intramontabile del giallo, è salito sul palcoscenico del Palacongressi, riportando il pubblico alle origini del mito. In scena il tenente Colombo, analisi di un omicidio, la pièce teatrale che ha dato vita al personaggio prima ancora del successo televisivo. Uno spettacolo arrivato in Italia dopo 5 anni di repliche sold out tra Inghilterra, Stati Uniti e Francia, a conferma del fascino senza tempo di Colombo. All'inizio avevo un po' di perplessità perché il volto è un altro, però la gente
sa di venire a vedere un'altra cosa, però curiosamente poi quando si ritrova dentro la sala e dentro lo spettacolo vede il tenente Colombo, che non ha il volto di Peter Falk, ha il mio volto, ma vede quel personaggio attento, meticoloso, ossessivo, proletario. Il testo, scritto nel 1966 da Richard Levinson e William Link, precede 2 anni l'esordio sul piccolo schermo. Traduzione, adattamento e regia sono firmati da Marcello Cotugno. Lo spettacolo è inserito nella rassegna Riflessi culturali del Parco archeologico della Valle dei Templi con la direzione artistica di Gaetano Aronica. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Calcio, ore d'attesa per conoscere la data di Catania-Trapani, rinviata ancora la partita. Per i rossazzurri la pausa servirà comunque per chiarirsi le idee dopo la sconfitta contro il Sorrento. Tonino De Mana. La parola passa alla Lega, che deciderà in base alle indicazioni della prefettura di Catania. Di fatto il derby del Massimino tra Catania e Trapani, inizialmente previsto venerdì 6 e poi spostato a 7, potrebbe giocarsi il 18 febbraio. La decisione è stata adottata dal prefetto Signoriello per motivi di ordine pubblico. Non ci saranno le condizioni ideali per garantire un adeguato servizio di sicurezza allo stadio, per non parlare che dopo Sant'Agata alcune strade saranno interdette per la cera. La Lega si pronuncerà nelle prossime ore. In casa Catania intanto è tempo di analisi dopo il flop contro il Sorrento su come la squadra possa essere scomparsa dal campo dopo i primi 10 minuti e dopo il vantaggio, sul perché in trasferta non si riescono a ripetere le stesse prove del Massimino, sull'assenza di reazione e su alcune decisioni tecniche influenzate però dalle pesanti assenze. Di sicuro servirà una reazione d'orgoglio, visto che il Benevento di orgoglio e carattere ne ha dimostrato tanto. Per informazioni chiedere all'Atalanta Under 23, che in vantaggio di 3-1 si è vista raggiungere e poi sorpassare dai giallorossi sanniti, che ora guardano tutti dall'alto verso il basso. E il Palermo invece chiude il mercato con 2 colpi in extremis. Jonsen e Rui Modesto. Va invece alla Juve Stabia Diakité e sabato al Barbera arriva l'Empoli. Marco Gullà. Dennis Jonsen e Rui Modesto, il Palermo piazza 2 colpi di mercato nell'ultimo giorno della sessione, 2 acquisti che permetteranno a Pippo Inzaghi di avere alternative valide per i titolari, anche se Jonsen, considerata la squalifica di Palumbo, potrebbe già giocare sabato al Barbera contro l'Empoli. Rui Modesto invece arriva dall'Udinese con la formula del prestito e obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi alla promozione. Operazione definita 3 secondi dal gong, nonostante un leggero stop fisico che lo terrà fuori per un paio di settimane, situazione già nota allo staff. Il club ha deciso di affondare il colpo sul classe 99. Va in prestito alla Juve Stabia Diakité. Prima conferenza stampa invece per Gian Giacomo Magnani, tornato in rosanero dopo il prestito alla Reggiana, parole di ringraziamento per la moglie in terapia per sconfiggere un brutto male. Non ha mai abbassato la testa, è stata forte, molto più di me, e io quello che sono lo devo in gran parte a lei, e se sono qui anche e soprattutto merito suo. Quindi le volevo dire grazie. Magnani va verso la prima convocazione, probabilmente già per il match di sabato al Barbera contro l'Empoli. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.